con Elisa Bovolenta presa al volo davanti al suo studio. Dottoressa, perché? Perché venerdì, poi ci spiegherà lei anche l'orario eccetera, ci sarà un incontro particolare presso la biblioteca di Taglio di Po. Buongiorno Elisa, ci vuoi Ciao, spiegare cosa ciao succederà? ciao. Allora, guarda, venerdì ci sarà un evento importante organizzato dalla regione e dal comune e si chiama Notte Bianca delle Biblioteche con il titolo La fabbrica di cioccolato. E ci saranno due laboratori per bambini, uno alle 4 e uno alle 5, alle 4 per i più piccoli, dal 3 ai 6 e dai 6 in su quello delle 5. E alle 4 e mezza poi ci sarà una conferenza che sarà organizzata, dedicata agli adulti, diciamo, e non solo ai genitori però, mi raccomando, e tratterà dei temi molto recenti, molto attuali, usando i personaggi della fabbrica di cioccolato. E ci sarà insieme a me Anna Casarotto che leggerà alcune ispezioni del libro, poi ci sarà Chiara Parolo che canterà e veramente ci allieterà con la sua musica, e poi alcuni interventi basati proprio su questi temi attuali, tra cui l'ansia, l'uso e l'abuso della tecnologia, il desiderio e l'entusiasmo. Parleremo anche della rabbia, come gestirla e perché ci arrabbiamo, e quindi sarà un incontro veramente, veramente interessante. Io invito tutti a prenotarvi perché i posti sono limitati, però ci sono tutti i posti, quindi è meglio prenotare il proprio posto, e vi assicuro che sarà un incontro speciale. Ecco, ti ringraziamo, sappiamo che tu organizzi molte di queste manifestazioni, questi incontri, naturalmente ringraziamo anche le tue compagne di viaggio, Anna e Chiara, e che dire, complimenti a te, complimenti anche all'amministrazione che fa questi interventi, questi incontri, e buon lavoro. Grazie, grazie mille, e vi aspetto numerosi, vi aspettiamo numerosi.